da far ascoltare la nostra Antonella. Facciamo un applauso. Nel 1986 Renzo Alba per la prima volta va al Festival di Sanremo e propone questa canzone che si chiama Il Clarinetto. Grazie, fate l'applauso molto caro per il Grazie, vai. Metti presenta alla semplice sono bene il momento. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa il suo ricordo. Metti che sei un artista puro, questa cosa non fa certo un bel effetto. Quello che fa metti che lei non è un artista con
basso il clarinetto è uno strumento un po' particolare che ha bisogno d'accompagnamento, ma dove stai per suonare insieme con il clarinetto jazz, per fare qualche pezzo, per fare un po' la cerco come la tutina, questa bella chitarrina per fare qualche swing, mentre la rimetto spinge, così nasce un bel blues. Non puoi fare neanche una canzoncina un po' sveltina, no, e allora come posso per fare un po' la cerco come la titina, questa bella chitarrina per fare qualche swing, mentre clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Guarda, faccio un finale proprio. Facciamo Super veloce. metti che ti presenta una ragazza che ci sono dai clarinetto e dite lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'oggetto. Metti che sei vista come questa cosa va facendo un bel effetto, il clarinetto, quello che fa più fila, metti che lei non è una chissà come la musica non trova più diretto, il clarinetto si butta a boccia. Questa è l'ambulanza per te. Oh! Non c'è emozione, soddisfazione, assoluta sul clarinetto. È uno strumento ma dove sta la chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo, per fare un po' più fila, la cerco con la divina, questa bella chitarrina per fare qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce bello, così nasce bello. Insomma sono bravo, stare lo scrivo. Così nasce un bello. Così nasce un bel blues. Yeah, grazie. Finalmente. Giuseppe Lanzara! Vi voglio presentare un attimo l'orchestra. Alla batteria di nuovo Luciano Giappella, al sax Francesco Lombardi,
Alla tromba Ginetto Ferrara. Tastiere e voce Franco Lombardi. Al basso, Che più basso non si può. ti ha messo pure in tempo ufficio. Franco Marrazzo, detto Franco Red. Orus. Secondo basso. Andare dove? Ho detto vado a fare il prova. Chitarra e mandolino Clemente Ventrone. Chitarra classica Alfio Lombardi Junior. No, Junior, io sono senior, questo è Junior. Salvatore Moccia alla chitarra elettrica. Le nostre stelline Anna Marino, Annalisa Romano, Antonella Napolitano, Giuseppe Manzara, Giuseppe Lombardi. Ragazzi, a letto ci tu sei così carina sotto la copertina, però sei un po' troppo esigentita. Carina, esigentina, è ancora buono quando vieni a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te. Ma sì, vengo da portici, vengo da portici, vengo mi metto lì, metto sì, vengo da portici, per stare vicino a te. Giornale, oh, canale, e la TV servizia, e il fatto che mi sfizia, e stare fino all'ultima notizia, oh, mi sfizia, oh, la notizia, io non le vuole, quando viene a stare un po' vicino a me, perché altrimenti mi addormento senza te, ma sì. Vengo da portici, perché ti metto lì, metto sì. Vengo da portici, per stare vicino a te. Dici, tantissime persone. Ma rossa! Lo so.
di giorno. Alla notte no, mi angoscia di giorno. Alla notte no, s'ambuscia di giorno. Alla notte no, mi angoscia di giorno. Sì. Dedicata a una persona che sta Stai lontana da sto cuore, a te vola con pensiero, niente voglia, niente spera, che tenerti sempre a fianco a me. Si sicura chi sta mora, come sono sicure te. Sempre stai momento, io non penso a nessuna, tu consiglio una canzone, no, tu penso solamente a me. Lascio da amarsi sulla, ma fai chiagnare a te. Hey!
mondo non esiste, ogni bene sono e per quanto non ci va una mano da fare, non si scorda più l'amore e ti sai scusare. Così, ma se ne marci e poi che non coraggio e passa Allora, abbiamo bocciato tanti artisti, è arrivato anche il momento di... Allora, io voglio dire, cioè noi sono 8 anni che ormai, questo è l'8º anno che ormai stiamo portando avanti questo discorso musicale che ci sta dando veramente tante soddisfazioni, abbiamo fatto veramente dei sacrifici e insomma qua abbiamo pure cambiato qualche elemento nel corso degli anni, però la maggior parte dello zoccolo duro è rimasto qua da quando abbiamo costruito questa orchestra. Giuseppe Lanzara sta qua, Giuseppe Lombardi, Franco Lombardi, tutti quanti stanno ancora qua e noi con tanti sacrifici oggi possiamo dire che siamo il tributo ufficiale al grande Renzo Arbore, cioè dopo Renzo Arbore con questo genere di canzoni veniamo noi, Alfio Lombardi e l'orchestra di girano sul web tantissimi anche i nostri video e voglio dirvi che un nostro video di tutti i nostri CD, di tutte le nostre canzoni, queste canzoni che abbiamo ascoltato, che si chiama Mix Napoli Canzoni 2015, potete prendere nota, orchestra all'italiana, ha raggiunto oggi, tuttora, 1.350.000 visite. Provare per credere, andate su internet, su YouTube, Mix Napoli Canzoni 2015, orchestra all'italiana, siamo noi, sono 1.350.000 visite. Però io personalmente io nasco come cantante neomelodico, insomma il pubblico ha avuto proprio il battesimo del fuoco quando c'era inferiore, ero un ragazzino, avevo una ventina d'anni e ho avuto un grosso successo quando c'era inferiore a Rione Piedimonte, poi ho cantato ovunque, insomma a Rione Calenda, come dice l'amico mio che è stato laggiù, insomma, ho fatto pure qualche canzone che ha avuto un piccolo successo. Io voglio un attimino abbandonare stasera, prima di lasciarvi, abbandonare un attimino questo genere di Renzo Arbore, chiedendo anche scusa ai miei musicisti, e vi voglio far ascoltare un pezzo della mia, una canzone che ballavano tutti quanti e cantavano tutti quanti, soprattutto dei ragazzini. Le te...
sei più accanto a me. Un'altra donna cosa mi fa male, tu che dicevi sempre la mia vita, ora mi vedo sei accanto a te. Io che ti amo non pensavo che saresti andato via così da me. Amore mio, non farmi dire ancora, c'era una montagna vicino a me. Grazie. Ciao Rubina! Salvatore. Guardate che collegava la piazza d'arte, piazza Bambina del Novero. I say, lo sai,
persone, il sindaco, i funzionari dell'ufficio turismo e spettacolo, cultura. Devo ringraziare il consigliere Antonio Franza che ci ha menzionati e ha fatto il nostro nome per partecipare a questo progetto. Volevo ringraziare Elia Piroli, direttore del Teatro Comunale di Ana, per questa bella accoglienza, ma un applauso soprattutto lo volevo fare ai nostri tecnici audio e luci, Matteo, Antonio, Beppe, Gino Petti, ma un ringraziamento a voi che insomma con i vostri applausi, con il vostro calore ci avete supportato e anche sopportato. La sedia è l'ideale per chi è tanto stanco e vuole riposare. È giusta per chi vuole far salto e chiacchierare. È comoda la macchina per salutare anche il Resta lì, sdraiati davanti al lattiero. Di nuovo, alle tastiere Franco Lombardi, alla tromba è Ginetto Ferrara, che ne troverete qua il 18 marzo come divisione d'orchestra della Cereciana di Don Antonio Baiano. Sax tenore e contralto Francesco Lombardi. Alla batteria Luciano Cappella. Al basso elettrico Franco Marrazzo. Basso elettrico. Al basso manuale chitarra e mandolino Clemente Ventrone. Chitarra classica Alfredo Lombardi Junior. Un altro figlio di Luciano Inferiore, Salvatore Morcia alla chitarra elettrica, Annalisa Romano, Anna Marino, Antonella Napolitano, i miei partner vocali, il grande Peppe Gonzaga, l'emigrante. Voce solista, mio figlio Giuseppe Lombardi. Ringraziamo perché anche Francesco Lombardi, mio figlio, il sassofonista, che non si mi ricordo. E ringraziamo anche Caterina Lombardi per le riprese video. Ringraziamo ancora tutti quanti voi con un ringraziamento da parte nostra, augurandovi veramente tanta felicità e salute. Buonanotte a tutti da Alfredo Lombardi e l'orchestra